E andiamo. Sto fatto che non ci sta più. Ah, già giusta, aspetta, mo aggiusto. Amici bellini, la strada è sincera, si lotta col cuore, non solo stasera. L'amicizia ci guida, la voce si sente, pazienza e supporto, la fiamma ardente. Le Loriane, mediano speciale, bellissimo eroe, dal coraggio leale. Senza di lui non sappiamo star bene, è il nostro pilastro. No, è perché ero abituato alla... Aspetta. Eccoci qua. Ero abituato alla cornice. Era una cornice diversa. Questa è un po' troppo esagerata. Però il programma qua ha deciso di tagliare i fondi. Non lo so, è sparita. Non c'è più quell'opzione della cornice bellina azzurra. Neon. Benvenuti. È strano. Fa strano andare live. È preistoria. La partita con l'Atalanta è preistoria. Noi siamo già proiettati a quella di Champions. Almeno io. Perché sto leggendo un po', ho letto un pochino. Non ce ne fotta niente, devi mettere Vergara. Perché dobbiamo pensare alla Roma. Ovvio, è una mentalità che purtroppo è difficile da cambiare, radicata. Ma, visto che questa è una live dove siamo più intimi, più intimi, più intimi, voglio prendere più messaggi possibili. Poi dopo vi invito anche live se volete intervenire. Ovviamente approfitto anche per prendermi i vostri auguri che sto vedendo e vi ringrazio veramente uno per uno perché sento tutto l'affetto della famiglia, della community. A volte si esagera quando si parla della community, invece in questo caso, devo dirvi la verità, la sento. Mi sentite tutto a posto? Datemi conferma. Datemi conferma, auguri, vedo un auguri. Se non mi dite niente vuol dire che evidentemente mi sentite. Quindi ringrazio Giuseppe, sinceri auguri di buon compleanno, che sia tinto d'azzurro, caro Valera, stasera un grande bacio. Ringrazio sempre Angela, like preventivi, auguri te li faccio stasera, ti voglio tanto bene anche io. Pallone arancione, Pasquale, non ti so proprio dire. Non ha, cioè, finché c'è la neve, domani per esempio si è parlato anche di allerta meteo, ma piogge, tuoni, a neve nel Bodo Glimt, si può aspettare la neve. Comunque, un'altra cosa, insomma, insopportabile, quelle cose, sai, quando si dice in inglese if it's if ain't broken, don't fix it, se non è rotto, non aggiustarlo, cioè non c'era bisogno, non si sentiva il bisogno di un pallone di questo colore, cose di marketing, cose, boh. Insomma, a me ha dato solo fastidio vedere la partita in quel modo. Like preventivo, grazie. 343 svolta a merito solo di un uomo, Walter Mazzarri. Adesso vedremo, questo sono io che dicevo agli amici, grazie, ci vediamo tra pochissimo. Adesso vedremo se si confermerà, perché ho ascoltato poi Conte in conferenza e ha parlato, insomma, abbiamo cambiato più che per mettere i tre difensori, ma perché potevamo mettere due centrocampisti, fondamentalmente. Quindi se quando poi ritornerà a disposizione Gilmour, che ancora resta un mistero, probabilmente possiamo pensare che si potrà fare qualcosa di diverso. Però resto possibilista perché la possibilità con i quinti che danno una mano agli esterni, che poi sono interni, quelli DAT, ti permette di poter osare più con gli attaccanti, con quelli con le caratteristiche più d'attacco. Quindi, secondo me, ancora una volta Conte ci dimostra che non è legato a un solo modulo, a una sola idea, si adatta a quella che è la situazione. L'importante è che i gatti siano vivi, come leggevo anche in altri commenti. Grazie Giuseppe, sempre Forza Napoli. Auguroni, grazie Franco, grazie Mirko, grazie Fabio. L'ho ascoltato il vocale, c'è un solo vocale tuo sulla gestione, ovviamente, e poi c'è un editoriale di 6 minuti di Daniele, che Daniele se lo vuoi fare in live ti invito più tardi a farlo, ma ascoltare un vocale di 6 minuti non mi sembra proprio possibile. Ma andiamo, like preventivo, tanti auguri da Mario Rizzo. Grazie, mamma che ansia, sei molto carino. Non è piccolo, non è piccolo, io apprezzo tantissimo, apprezzo tanto il regalo di compleanno. Grazie Vincenzo, e qui la festa, ma così molto umile, stiamo facendo delle belle cose, rimaniamo umili. Caro Paco, pastarelle, ma ci ho mangiato
un pane al cioccolato. Dovete sapere che ho fatto una serata, un matrimonio di una famiglia di italo-americani, e gli italo-americani sono così, poi bandierine italiane dappertutto. E sono rimasti molto contenti, tenevano i favors, i party favors, nel senso come noi facciamo per esempio la bomboniera con qualche confetto, loro avevano panini napoletani, il pane al cioccolato, i salami, tenevano i salami così, quindi tenevano una tavola imbandita tutti per i loro ospiti alla fine dell'evento e ci hanno invitato a prendere, io ho preso una bustina. Vincenzo, adesso saluto anche a te. Grazie mille Vincenzone. E insomma, sì, avevo preso una bustina, c'era anche dell'olio, perché gli italo-americani apprezzano poi il buon cibo ancora più degli altri, e quindi ho preso la mia piccola bustina, modesta, eccetera, eccetera. È arrivata la nonna di qualcuno che mi ha riempito di cose, di le cornie, e quindi questo mi ha fatto ricordare con le pastarelle. I panini napoletani, devo dire che veramente mi hanno riportato a dei ricordi di Piazza del Gesù. Poi così. Innanzitutto facciamo gli auguri al fluido. Per ora tengo un orecchio qua e uno al film. Aiutami a di cringe. Sì, allora ringrazio quelli che mi hanno mandato, anche credo sia tramite Napoli Channel, che è un canale speciale che io ringrazio sempre. Sì, ho fatto una prima, insomma, un ascolto, perché poi ero in macchina, non ho guardato. E insomma, vi farò probabilmente un recap di questo film, non dico una recensione, però sappiamo come va a finire. Più che altro si può parlare di come hanno deciso di metterlo insieme, di che tipo di emozioni ti dà a distanza. Ci sono dei momenti che tu capisci, insomma, quelli che sono i leader dello spogliatoio, e quelle sono le cose che più interessanti. Per altre cose non mi ha fatto impazzire per ora. Devo vedere il finale, ma il finale lo sappiamo bene o male. Quindi grazie Donap, grazie Marco, grazie SSC Napoli, grazie Napoli, grazie Silvio, Bianchi, NB, grazie mille, apprezzo tantissimo ragazzi. Buonasera Giuseppe, eccola Angela. I gatti di Vicolo Miracoli, grande Giorgio. Sì, io ho introdotto questa cosa, questa intuizione. Grazie mille, adesso arrivo. Proprio per ristabilire un momento di normalità, nel senso che se noi siamo convinti che uno è sempre fortissimo o quell'altro è sempre scarsissimo, ho voluto introdurre questo concetto più possibilista, insomma, possono essere grandi partite o possono essere partite meno performanti. Quindi sotto questo punto di vista, anche per non avere la certezza questa andrà male, non è detto, può andare bene, questa è sicuro, è facile, non è detto, affrontiamola in un certo modo. Quindi questo è. Ringrazio anche Alessandro, tutto un ringraziamento, voglio ringraziarvi veramente uno ad uno. Emanuele, Silvio, si sente, tutto a posto, adesso sono in ritardo con i messaggi, ma adesso vi recupero tutti. Antes, grazie. Phoenix, anche qui in Brasile, grande Alessandro, si sente bene, tutto a posto. Domenico, grazie mille. Grazie Giuseppe, grazie Phoenix, grazie Coda, tutto bene Angela, Gianca, Antonio, appena visto il video 3421 e adesso sono passato in live a farvi auguri. Qui alle Canarie 30 gradi, altro che neve. Ah, che bello le Canarie, le Gran Canarie. Bello, vai Antonio, goditele qua un pochino il freddo sta arrivando, ma noi piano piano ci copriamo. È tornato il Super Santos. Super Santos. Ci sono delle parole che tu le leggi già con la melodia dentro. Super Santos. Non c'è niente da fare. Allora, un live più soft e a testa fredda. 3-1 rigenerante, positivi per domani in Champions. Alessandro, adesso arrivo a ringraziarvi tutti quanti perché state esagerando già. E a Roma sarà quel che sarà. È chiaro che la Roma adesso diventa una partita importante con la sconfitta dell'Inter, si lotta per quella testa della classifica. Piano piano ci arriviamo.
Grazie Dion TV. Auguri con i 3 punti, è stato un bel regalo che mi ha fatto il Napoli di serenità, perché sono state 2 settimane difficili. Tony Tambara aveva previsto tutto perfetto, buon compleanno, grazie, un saluto a tutti. Iri, tanti auguri anche da Bologna, grazie Francesco e ringrazio anche chi mi sta mandando questi regalini, io li faccio diventare tutto cibo, stasera vado a cena con mia moglie, come è giusto che sia, perché è il mio compleanno, ma bisogna sempre festeggiare loro, sono più importanti di noi. E quindi vi prometto che mangerò qualcosa di buono. Grazie mamma che ansia, grazie Antonio, grazie Cristian, poteva il pallone arancione essere legato alla giornata? Ma sai che non l'ho letto, però potrebbe essere, visto che quel colpo di rossetto che avevano tutti, perché arancione in effetti aveva più, forse era più un rosso, andava sul rosso andante. Potrebbe essere, sai? Non è una cosa assurda quella che stai dicendo. Potrebbe tranquillamente essere. Lo spero, onestamente, non perché, anzi, più iniziative possibili, meglio è. Qualche squadra ha avuto non i nomi dei giocatori, ma i nomi di mamme, di donne per loro importanti. Speriamo di non vedere più il pallone. Più iniziative possibili per le donne, sì, meno palloni arancioni. Domandissima, quando Conte dice che quelli di Spinazzola e Gilmour non sono infortuni muscolari, grandissima domanda, amico mio, è là che io, se fossi in conferenza, tengo una domanda in testa, Conte lancia questa bomba, la prossima domanda deve essere, mister, cosa intende? Che cosa è successo? C'è stata una botta, c'è stata una ricaduta, ci sono delle pregresse, cioè dei problemini che si sono portati avanti, che significa questa cosa qua? Molto importante capire. Non te lo so dire, amico mio, non ci inventiamo niente, tant'è vero che anche Conte ha detto io per certe cose farei parlare i medici, non possiamo parlarne nemmeno noi che non sappiamo nello specifico. È una cosa che, vabbè, Guido, vabbè, è inutile, odio quando si dice ve l'avevamo detto, vabbè, però chi c'era c'era. Grazie Tochiano da Miami, grazie mille. Portugal, che la vita si sorrida sempre, una cura ogni bene a te e a tua moglie, che tutti i vostri sogni si possano realizzare, ti vogliamo bene anche mia moglie che non segue il calcio. Un abbraccio a tutti voi, lo so che alcune famiglie mi sentono tutti i giorni nelle loro case e farebbero anche a meno, io vi ringrazio. Pallone rosso rivedremo solo per la giornata, vedi questo, allora può essere questa cosa qua, speriamo. Grazie Peppino, spero che tu stia meglio, in recupero, perché ci teniamo, devi stare in grande forma. Grazie Maurizio e ringrazio il Vincenzone per donarmi qualcosa, ma grazie, non sei vecchio, sei solo maturo, ricordati che non cadiamo dal pero. E quando il pero poi, quando la pera è matura, cade, per questo io no, ogni tanto è un fatto di male schiene che noi ci difendiamo, però va con l'età, cioè facevo questa riflessione, insomma, noi ci mettiamo là, ci accaniamo contro i giocatori, non hai fatto bene la diagonale, corri di più, sei lentissimo, come ti sei permesso? Intanto io se solo dormo in maniera un pochino diversa, mi alzo che non riesco ad alzarmi, c'è gente che corre, fa 10 km in 45 minuti, vabbè, fa parte del gioco, fa parte del calcio, va bene così. Consigliami una birra americana che non sia la Budweiser. A me non fanno impazzire le birre americane, onestamente. Un'altra che mi viene in mente è la Coors, credo che sia americana. Anche lei molto leggera, insomma, le birre americane, a meno che non siano IPA, sono birre molto leggere. Loro puntano sulla quantità. Ecco, quando vanno a birra dietro l'altra, che magari non pesantissime come gradazione alcolica, in modo tale che possono berne ancora di più, una cosa che io odio. Però sì, non impazzisco, oltretutto sempre di meno ne sto bevendo, ogni tanto se mi devo togliere uno sfizio e c'è una Peroni, preferisco una Peroni se mi devo pigliare una cosa leggera. Quindi questo è. Allora, ho visto stravolto il nostro conto in conferenza, altro segnale di come la piazza possa logorare. Napoli è una piazza che è affamata di vittorie e chiedo che l'abbia capito, non mollerà. Sì, se ne è reso conto, insomma, che qua
e vinci e pretendono che giochi meglio, e non vinci e allora si rivanga quello che non hai fatto prima. Si ritorna al passato, la nostalgia, non vincevamo ma almeno eravamo bellissimi, adesso così, quindi è chiaro che si è reso conto che è una piazza diversa dalle altre, non perché uno vuole sentirsi per forza speciale, ma in effetti non è facile per molti motivi, anche perché siamo poco rappresentati nei media che contano, alle volte i momenti di difficoltà in altre società si crea quella situazione di difesa totale anche con l'aiuto dell'ambiente dei giornalisti. Qua sembra che non si riesca a fare con tutto ciò. Conte se ne è reso conto, ma sicuramente è ritornato. Serviva una vittoria, perché senza la vittoria era difficile anche giustificare tutte le scelte che ha fatto, lo sfogo, il tornare più tardi da Torino, tutta una serie di cose. Per fortuna la vittoria è arrivata e ti ha permesso con più tranquillità poi di riandare in conferenza e di ricompattare un ambiente che sembrava insomma spaccato, difficile. Non credi che con questo modulo Politano potrebbe sostituire Di Lorenzo? Anche se ammetto che ha giocato bene, forse con Politano un po' più di qualità. Sì, allora, bellissima domanda, perché secondo me, e potrei sbagliarmi, Politano più centrale, no? Il sottopunta, dietro la punta, i due sotto la punta, secondo me fa un po' più di fatica. Il lavoro di Neres è stato ottimo anche perché Neres si butta in profondità anche senza palla, cosa che Politano fa di meno, perché Politano ama ricevere il pallone, scambiare, puntare, aspettare magari la sovrapposizione. In questo modulo Politano potrebbe essere più efficace a fare proprio quello che ha fatto Di Lorenzo in quella partita, cioè il quarto che dà anche una mano, che diventa all'occorrenza anche quinto e si butta dentro a fare il cross, proprio come ha fatto Di Lorenzo. E sebbene, e aggiungo, sebbene io non sia troppo entusiasta di un Di Lorenzo braccetto che può soffrire, perdi le sue qualità di inserimento, nel momento in cui ti trovi in una situazione con una squadra più piccola che magari ti attaccherà di meno, secondo me quella potrebbe essere una soluzione in questo modulo attuale. Di Lorenzo più dietro, Politano avanti e Neres davanti a Politano, e lì si possono creare altre situazioni, una catena, sempre perché stiamo facendo a meno di Anghissà. Secondo me è una buona idea. Grazie mille Bianchi, no, ma per carità, sono solo intuizioni. Poi alle volte basta riguardarla la partita, riguardarla o guardarla per la prima volta con un occhio diverso. Mi fa piacere farvi vedere qualcosa che magari non vi hanno fatto vedere altri, ma per aggiungere, non per... Raffaele, grazie. A posto, allora confermate, vedi già il terzo che mi scrive la giornata contro la violenza, a posto. Sono molto indietro con i messaggi, ma adesso vi recupero tutti. Ma ha già fatto cartoccia, esatto. Auguri, grazie Giuseppe, esattamente, bravissimi, bravissimi, il pallone delle donne, bravi, bravi tutti, auguri, una polemica, grazie Alfonso, grazie Marco, domani anche i ragazzi del Napoli, speriamo bene amico mio, io già ritengo quello che abbiamo fatto con l'Atalanta un grande regalo. Ringrazio Maurizio, grazie mille anche per il supporto. Tanti auguri, da quando sono entrato nella community ho conosciuto un modo diverso di analizzare le partite grazie a te. Grazie Mario, io apprezzo tanto. È anche un modo per trovare qualcosa di interessante nelle sconfitte, perché poi se invece ci affidiamo solamente al risultato, sì, è viva quando abbiamo vinto, oppure mannaccia quando abbiamo perso, invece anche nelle sconfitte il cercare di capire dove si poteva far meglio, analizzare, a me piace e mi fa piacere che piaccia anche a voi. Esatto, caro Project, sono 42, non lo nego, non lo nascondo e non c'è niente da... Io mi sento ancora un ragazzino, ma i 42 li sente la schiena, questo senza dubbio. Dal film io ho capito una cosa, Lukaku deve tornare e non solo per il campo, leadership, si è visto anche insomma la sua presenza, poi scende in campo con l'Atalanta, si mette lì accanto a Conte, Lukaku ha il suo peso in questo spogliatoio. Ringrazio Albertone, grazie a tutti ragazzi,
Mi sono perso il bacio sulla guancia di Sam Beukema a Noah Lang dopo il gol. Io avevo recuperato il bacio di McTominay, quello mi aveva... Sì, poi ci sono vari baci. Poi Beukema è un cucciolone, veramente, eh? È veramente uno di quelli... Ha fatto anche una storia per esaltare Neres, insomma, è uno di quelli che anche in prospettiva, non so quanto sia leader, ma sicuramente si vive lo spogliatoio, è contentissimo di stare qua e lo vedo bello dentro le cose del Napoli. Bravo ragazzi, sono sempre bravi ragazzi. Pasticci sono ventenne, qualche acciacco, ma ci difendiamo. Pallone rosso sul campo verde, operazione magica esoterica, un ordine dall'alto che ha divulgato l'indirizzo a fare tutti i cambi di gioco, ne vedremo tanti in giro Support dovunque. from Karen. Chi è? Aspetta. From someone. Perché non escono le scritte? Devono uscire le scritte, se no... Angelo, sei tu? Se sei tu, ti ringrazio subito. Perché mi è arrivata una notifichina PayPal che dovrebbe essere collegata. Karang. Oh my god, grazie. Grazie amici bellini, fatemi controllare. Una clip. Voglio dare soddisfazione perché voi ne date a me. Allora, fatemi vedere bene. Karang, ecco qua. Credo di sì, augurissimi, grazie mille a tutti. Allora, a che ora spegni le candeline? In realtà è oggi, quindi le ho spente, non le ho spente, cioè ieri alle 6 di sera, insomma era il mio compleanno di mezzanotte italiana e quindi si sono mischiate tutta una serie di auguri. Oggi mi vado a fare una cenetta. Sì, si continua. A 3 gennaio si deve comprare assolutamente un braccetto, a meno che non rispolveri Olivera. Ne parlavamo, insomma. Puoi pensare che Olivera possa rientrare tra i tre, come terzini, Gutierrez, Spinazzola. Ecco perché mi spiegherei anche l'utilizzo di Mazzocchi, proprio per non perderlo. Dice, c'è Di Lorenzo, Mazzocchi da una parte, può essere anche Politano, e dall'altra parte Gutierrez Spinazzola, anche lui da recuperare dall'infortunio misterioso. E come braccetto potresti recuperare un Olivera che secondo me non è sbagliato, arretrarlo a braccetto, non difensore centrale proprio come fa con la sua nazionale, ma braccetto, una via di mezzo, secondo me, visto che è uno che spinge di meno qualità in avanti, potrebbe essere una soluzione. E ringrazio Alessandro, buon compleanno Valerio, grazie per i tuoi contenuti, per la compagnia, per la bella comunità che hai creato. Io ringrazio te. Siamo addirittura 170, più di 170 in una live improvvisa di lunedì. Sta giocando il Sassuolo. Voi mi dovete dire, anche perché c'ho un pacio Doig in campo, c'ho Berardi e sono una Fadera anche, per capire se sul Fantalab Manager riesco a fare delle cose. Tony Tammaro in live. Addirittura 13 minuti fa, sono molto in ritardo, vado un po' più veloce con i messaggi. Grazie Transferzir, l'amico di Angioletto, chitarrista, grande amico tuo, grande amico mio. Grazie Paolo. Sto facendo un corso di inglese per migliorare il mio livello generale. Hai qualche consiglio? Film, serie TV a go-go, con sottotitoli magari all'inizio e poi li togli, magari anche serie TV che conosci bene. Faccio un esempio: se prima seguivi Friends, metti Friends, ne parlavamo anche nel gruppo Telegram, metti Friends in inglese se lo trovi, e quindi è già familiare quello di cui si parla e cominci ad apprendere anche le frasi fatte, i modi di dire, ecco, che ci sono qua, colloquiale, niente di troppo specifico. Friends secondo me è una delle idee migliori che puoi fare. Film, i film in inglese parlano come si parla normale, siamo noi quando li traduciamo che diventa un po' illogico il modo in cui lo traduciamo, però vai liscio con le serie TV. Grazie al Milan ho vinto la schedina, ma ancora c'è sta la schedina, è bellissima sta cosa. Grazie Chris, grazie Andrea, grazie Ste. Non potrebbe essere così. Teresa, grazie mille. Giuseppe. The Chosen Crash. Auguri, ti seguo da un po', ma è la prima volta che interagisco con te la community. Grazie per il racconto lucido e critico che fai del calcio e del Napoli.
Grazie a te, amico mio. Rineo, davvero un privilegio ascoltarti da anni e alimentare grazie a te la passione per il nostro Napoli. Un caro e sincero abbraccio, grazie mille. Un bel basso Fender. Magari. Ho visto Buongiorno un po' Kim. Mi sono emozionato, anche se non so se sono io o Super Santos che mi ha ipnotizzato. Eh sì, quando rompe la linea Buongiorno da braccetto mi è piaciuto addirittura più che da centrale. Secondo me si può riproporre se Rachmani sta bene. Grazie Nerd, grazie Andrea, eccolo là Andrea Palazzo, grande, parlando di chitarristi, una leggenda di Napoli è lui. Gio TV, hai fatto bene a dirmelo perché napoletano con il nuovo username qua non l'avrei riconosciuto, un abbraccione a te. Potranno mai essere infortuni di mercato, quelli di Spina e Gilmour? Non credo neanche io, anche perché Spina c'ha una sua età, è inseritissimo nell'ambiente Napoli, sta benissimo nello spogliatoio, si vede che si diverte e ha ritrovato anche un ruolo centrale in questa squadra. Cambiare alla sua età, cambiare aria non avrebbe proprio senso. Conte lo stima molto, lo utilizza qua, è il titolare suo preferito quando lui sta bene, quindi lo escludo. Gilmour idem, Conte ne parla sempre bene tutte le volte che può, è un giocatore su cui si può ragionare sulle caratteristiche perché Vice Lobotka non è proprio lo stesso tipo di giocatore, però è uno che ti può tornare utile nelle rotazioni sicuramente. Titolarissimo del Napoli del futuro, forse non lo so, però non credo che pensino di andare via. L'infortunio di mercato è quando è già tutto fatto e magari non li vuoi fare infortunare perché li hai già quasi venduti, non credo proprio sia questo il caso. Grazie Nico, assolutamente, io poi recupererò tutti i commenti. Il gattone, Madonna, mi dispiace tantissimo. Grazie Vinci. Sulla partita 2 considerazioni. 1. Senza queste defezioni probabilmente non avremmo mai visto questo cambio modo. Sì, perché poi Conte l'ha detto proprio, senza anche chissà si è dovuto inventare qualcosa. 2. Antonio Conte è un uomo discretamente fortunato. Ma il mazzo lo sai che è importantissimo in questo sport. Alle volte è quel... Ne parlammo anche forse per qualche partita che il Napoli risolve negli ultimi minuti. E fa parte del carnet del personaggio, essere anche... Te la porti un po' la fortuna delle volte, alle volte ti deve andare bene. Grazie Mario. Sui pressing 5 minuti di Napoli con gente che invece di parlare della partita si chiedeva se Conte si fosse arrabbiato. Vabbè. Spero che però stiano facendo le pulci a Chivu in questo momento. Dovrebbe essere più interessante anche per i tifosi dell'Inter, per i tifosi del Milan stesso, non lo so. Spero per loro. Giacomo, auguri. A livello tattico secondo me Conte deve insistere su questa tattica del 3-4-3, i calciatori l'hanno coperto meglio e bene il campo, serve che Luca capisca che il suo body language è pessimo. Bello spunto, sono d'accordo, l'ho visto insomma un po' non scocciato, ma insomma si capisce che non c'ha quell'entusiasmo, quella freschezza anche nel pressare gli avversari, di andare a fare un tentativo di azione insieme ai compagni, non ti dà quella sensazione di quando, ecco, Beukema fa una scivolata a centrocampo ed esulta come un pazzo. Non ha quell'approccio lì in questo momento Lucca. Secondo me in questo momento lui sta anche soffrendo il fatto che sta per tornare Lukaku e Højlund ha fatto comunque bene. Quindi si allontana, diminuiscono inevitabilmente i minuti e chissà se il Napoli sta ragionando anche sul mandarlo magari a giocare, non lo so se si può fare a livello di contratti, però potrebbe essere un'idea, perché se ne utilizzi solo uno alla volta, alterni Højlund e Lukaku, c'hai un Ambrosino di riserva che ti sei mantenuto per una questione anche di liste, potrebbe aver senso ragionare su Lucca. Non lo so, il Napoli comunque la spesa l'ha fatta, però è uno spunto vero, sono d'accordo. Che ne pensi della Roma? Io la vedo molto pericolosa quest'anno, tutti parlano di Inter, Milan, Napoli, la Roma è in sottotraccia, così si vincono gli scudi.
Sì, così si vincono gli scudi. Faccio un parallelo con il Napoli dell'anno scorso, perché quello di Spalletti non si può paragonare. Eravamo troppo più forti degli altri e gli altri si sono arresi. L'anno scorso il Napoli è stato abbastanza, per molto tempo, primo in classifica, quello che abbiamo chiamato fieno in cascina. Io credo che la Roma stia ragionando in questi termini in questo momento, ascoltando alcuni content creator di quelli bravi, non di quelli che urlano, di quelli bravi. C'è la sensazione che loro sono consapevoli di qualche limite, ma si stanno godendo il momento. Ed era importante che insomma la piazza non rigettasse Gasperini, che quella era un pochino come si dice, il pericolo, il rischio, non l'hanno rigettato, la piazza e anche la rosa, insomma, sono convinti di fare quello che Gasperini gli chiede. In questo momento sta andando bene, hanno avuto un pochino di stitichezza in zona gol, che adesso però con l'ultima partita era la Cremonese, ma fare 3 gol è comunque importante e quindi stanno viaggiando sulle ali dell'entusiasmo. Ecco perché questa partita qua può disegnare anche il destino della stagione. Se la Roma vince dà un bel segnale al campionato, abbiamo battuto i campioni d'Italia, ci possiamo anche provare. Se il Napoli vince, li stoppi un attimo e dici aspetta però, in questo qua ce l'abbiamo noi, piano, quindi fai un ragionamento tu Roma magari sulla Champions, visto che c'è una Juve che si sta attardando. Il Milan sta facendo bene nonostante qualche inciampo con le piccole, l'Inter sta facendo bene nonostante gli inciampi con le grandi. Quindi questo è il quadro generale. C'è un Bologna che si sta comportando bene, c'è un Como entusiasmato ed entusiasmante, quindi sono parecchie squadre che ambiscono a quei 4 posti. Vediamo. Perdiamo troppa fisicità, sicuramente con la mancanza di Anghissà. Questo non c'è dubbio. One starving Italian. Peer character dancing under a rain of confetti, and taking his hat off to say you're amazing. Grazie mille amico mio, grazie per il supporto. La pera, vedi? La pera, che non cadiamo dal pero. Ma ti ringrazio per gli auguri, grazie anche Giulio. Sto andando molto lungo, ma vado più veloce possibile, ringraziando anche Pino, adesso raggiungo tutti. Chiederei anche Guido i minutaggi, perché secondo me la grande responsabilità di Conte è non aver preservato i suoi giocatori. Io non posso pensare che nella necessità lui possa pretendere. Non so se c'era dell'altro. Comunque con i minutaggi noi già l'abbiamo visto nelle altre live. Sta facendo giocare, l'ingresso dei giocatori è più... sta dando più minuti alle riserve rispetto all'anno scorso. Poi a Guido possiamo chiedere nello specifico, ma ti posso assicurare che ne sta facendo di più. E anche quando avevamo la sensazione i cambi non li fai mai, sono andato a controllare i numeri, li stava facendo. A volte per necessità, a volte per scelta. Grazie Dau. Non puoi mettere tutti gli esterni insieme, Politano, Langneres, se vuoi dare un po' di sprint non hai nessuno dalla panca. Questo è un po' il discorso, sì, che ti porta a conservarti un Elmas. Sicuramente non ne hai altri, se ci ragioniamo. Che a sinistra, perché poi è mancato pure De Bruyne, che tu ti potevi giocare in un certo modo. Comunque sì, è un discorso che io ipotizzo non dall'inizio, ma quando magari contro una squadra piccola vuoi avere più qualità e meno copertura, ci puoi aggiungere un Politano senza fare il cambio uomo su uomo. Grazie Pasquale, grazie Salvatore, il morto non si è fatto accompagnare, grazie Daniele. Simulazione per domani, hai ragione. Yeah, I mean I should. I don't know if I have time, but maybe forse domani mattina, forse ve la faccio uscire insomma di pomeriggio per perdere un po' di tempo, vedrò di farla, dai. 24. Ok, ringrazio anche Vusks. Grazie mille. Domani rischiamo Højlund o fiducia a Lucca? Io darei la chance a Lorenzo. Buona domanda. Io ero più preoccupato di quanto non lo sia stato Conte in conferenza, perché ha detto no, due sostituzioni sia Højlund che Rachmani per non esagerare, per non rischiare.
quindi dovrebbe esserci. Io credo che il Napoli questa partita col Karabakh, nonostante sia una squadra che ha fatto 7 punti, tutto quello che vuoi tu, ma queste sono le partite dove tu, se a tavolino fai una tabella, qua ti devono arrivare 3 punti. Per me ci può stare partire con Lucca e dopo sapere che Højlund ce l'hai a disposizione per metterlo dentro, per non rischiare. Questo è poi la gestione. In questi giorni si sta esaltando Italiano che li cambia tutti, una continuazione. Per me ci può stare che parta Lucca dall'inizio. So che ti porti dietro una serie di rischi quando fai così, però non dimentichiamo che vincere le partite di Champions, oltre a dare punti di ranking, ti dà anche soldi e non è da sottovalutare. Con il Napoli che ha chiuso in bilancio in passivo, mi pare di 21 milioni, l'ultimo che ci hanno fatto leggere. Quindi qualche vittoria in più di Champions, questa Champions nuova, significa anche questo. Quindi Conte poi c'ha questo tarlo, secondo me, che in Champions deve migliorare la sua media, farà di tutto, metterà la migliore formazione possibile. Può significare anche mettere Lucca in questo momento, la migliore formazione possibile. Lo vedremo. Calma. Grazie Antonio. Nel 3-4-2-1 con la rosa completa giocherebbe McFadden e Kevin vicino alla punta. Non lo so. McFadden sicuramente, Kevin lui l'ha utilizzato più di aiuto alla regia. No, perché con la rosa al completo Conte va di 4-1-4-1. Aveva la possibilità di fare 3-4-2-1 con la rosa al completo all'inizio, non lo ha fatto, proprio per poter sfruttare nel modo in cui crede lui al meglio tutta la rosa con i migliori. Quindi se ritornano abili e ruolabili McFadden e Kevin, e ci sta pure Anghissà, secondo me si cambia modulo e non si resta così, perché lui intravede, e l'abbiamo fatto anche vedere, che alcuni giocatori con quello che ti possono dare sono meglio dei Neres e Lang insieme, che sono degli esterni con capacità offensive che però hanno meno qualità probabilmente degli altri. Allora, il compleanno con i piatti del Napoli. Bravo, parli di Beukema. Sì, l'ho visto, no? È una cosa incredibile. Grazie Noir. Passato solo per farti gli auguri, grazie al Folla. Vi apprezzo la danza di Højlund e Neres. Sembra un ventenne, Angelo, no, magari. Ma sono pure contento, a 20 anni un macello. Troppi pensieri. Hai altri pensieri quando ne hai 40, però io non sono di quelli che guarda indietro con nostalgia e dice no, come era bello al tempo della scuola. No, io non lo sopportavo, avere degli obblighi, dei tempi, devo chiedere il permesso per andare in bagno, è una cosa che non sopportavo. Preferisco, l'ho fatto, sono contento di quello che ho fatto, sono contento di dove sono adesso e mi vivo il presente. Grazie Edoardo, Sax Knight, grazie mille, curiosità. Si dice PayPal, no Paul, perché PAL è l'amico, paghi l'amico, puoi pagare un amico. Paul no, perché Paul significa tipo sondaggio, se dici Paul in un certo modo. Comunque è una A, PAL, ma ci sono tutta una serie di vocali che neanche io pronuncio bene in inglese, che dipende, non è una A proprio, è come abbiamo noi delle differenze nei dialetti o nei dialetti in Italia, e così ci sono delle differenze di suono, di sonorità delle varie vocali. Non ne sono 5, per capirci, ce ne sono molte di più. Comunque, PayPal. E poi se fai l'inglese inglese invece dell'americano. Bella l'esultanza di Lang, ma a cosa si riferiva? Quando lui dice no, ci sto qua, sto io, sto qua, sto anche... Credo che lui intendesse sto anche io qua. Guardatemi, now you see me, now you see me. Quindi mi sembrava più personale, più che lo scudetto resta a Napoli, che secondo me se ne frega altamente, onestamente. Grazie, serve un terzino destro assolutamente. Angelo, sì, abbiamo recuperato, sto andando sempre più lento, quindi stanno aumentando sempre di più i vostri messaggi e devo andare più veloce.
Ok. Marianucci che si aggiunge alla batteria dei centrali sicuramente. Su Spinazzola e Gimnu sono problemi di pubalgia. Hai ragione, la pubalgia. Quindi non è un affatto muscolare, è un problema che tu ti porti dietro a prescindere. L'aveva già detto a caldo quando uscirono per il pallone. Sarà per mesi così. Maronna. Ma quelli che mi avevano detto sulla cosa delle donne, niente? Quindi se sarà per mese così, sostituisce quello giallo, preferivo quello giallo. Non... 1-1, Doig non sta giocando, Berardi 5,5 non avevo dubbi, Zola su rigore e Matic, ma figuriamoci, quindi Muric che nell'altro fantacalcio, vabbè, andiamo avanti, grazie per gli aggiornamenti, Luigi, magari, questo è 17 minuti fa, magari è successo dell'altro. Diciamo che ci sei mancato nel dopo partita, ma ormai è un'abitudine spegnere la TV e andare su YouTube. Grazie Ferdinando, sì, purtroppo veramente non potevo. La recuperiamo adesso. Servirebbe un profilo alla Carlos Augusto, bel giocatore. Addirittura non me l'aspettavo che Kivu se lo inventasse anche a destra. Vediamo però, perché anche lì è un adattamento. Ti può andare bene una volta, già col Milan, un po' più di difficoltà. Aspetta i 56, li aspetto, non ho fretta, diciamo. Auguroni, grazie Luigi, grazie Miao, Gino, tanti angurie, grazie mille, sapete che apprezzo quando apprezzate le analisi, non c'entra molto ma credo che ciò che fai su questo canale sia un unico ma a livello italiano. Non lo so, amico mio, grazie, a prescindere. Io ci sono dei content creator che apprezzo molto e che seguo veramente daily. Alcuni hanno un approccio simile al mio, la voglia di fare analisi, la voglia di portare i dati. Poi ci sono altri che seguo perché mi fanno divertire e altri che li seguo perché quello c'è disponibile in quel momento. Alcuni fanno della costanza il loro punto di forza e anche quelli vanno rispettati. No, non credo di essere unico, ma sicuramente lo faccio con grande voglia e passione. Grazie Daniele. Grazie Mario Pirolla. Parlavamo di leggende a Napoli, Andrea Palazzo, Mario Pirolla, ovviamente. Grazie Salvatore. Ho rivisto il Napoli che piace a me. Che ne pensi di Del Prato? Bel giocatore, personalità. Queste sono domande che Vincenzone, domande fantacalcistiche, ma sicuramente non mi espongo, va, non mi espongo. Buongiorno, 1000 volte superiore da braccetto. Il sistema di gioco usato sabato esalta Neres e Lang privandoli di alcuni compiti difensivi. Grandissima partita del capitano. Corretto Luigi, corretto. Avere i due quinti che non si spingono molto e Gutierrez anche molto attento insieme a Di Lorenzo permette ai due esterni di non essere troppo esterni. Se sono esterni poi devono seguire gli esterni avversari. Invece internamente hanno comunque dovuto fare tutto un lavoro di doppia, un doppio lavoro, perché a volte devi andare a prendere il tuo uomo, a volte devi scalare. Il calcio situazionale l'ho chiamato per inventarmi una cosa, ma a seconda della situazione, di dove si trova il pallone, di dove si trovano i tuoi compagni, perché se Lobotka sta dando una mano per dare un occhio a Pasalic, Neres va a dare una mano su Ederson, ma quando Neres sta su Anor e Lobotka segue Ederson fino all'azione del secondo gol, è chiaro che ognuno ha il suo e l'Atalanta che cerca di scompaginarti, tu non ci caschi, fai le tue marcature a uomo, quindi non hanno dovuto seguire gli avversari sulle fasce, ma hanno comunque fatto un lavoro di copertura. È lì che tu vedi che poi Conte in mano il gruppo ce l'ha, perché gli chiede una cosa ai ragazzi e la fanno alla grande, e la fanno con grande applicazione. E poi quello che non si fa nel secondo tempo è perché ne hai fatti 3, è perché l'Atalanta si ributta senza aver più niente da perdere, e perché un po' di stanchezza arriva, forse una mezza idea dietro che stai per giocare anche la Champions e poi arriva la Roma, inevitabile. Però hai fatto il tuo dovere nel primo tempo con grande cinismo, quindi io non ho niente da dire. Spero sia giunto il momento di vedere Careca in società, che bello. È la figura che ci vorrebbe per gestire annate particolari in cui vediamo crisi così intense, come il biennio Ancelotti-Gattuso e post scudetto. Magari, ti dico magari, anche perché una figura come quella di Oriali, che a me è subito piaciuta tantissimo, proprio perché è una figura che non avevamo prima e che mi sembra
poi si intravede anche nel film. Mi sembra importante sia per gestire gli umori di Conte, sia per avere una parola in più per i giocatori da uno che è un uomo di campo. È molto importante. Non so se però Oriali, nel momento in cui Conte fa un'altra decisione e va da un'altra parte, Oriali resta. Se Oriali non resta, quella figura va rimpiazzata, non deve rimanere vuota. Careca se lo vuole fare, Dio, Dio gli dia il benvenuto, ovviamente. Qualcuno sta facendo la corte a Gulam e secondo me dovremmo fare in fretta, perché Gulam è un altro che ha grandissimo spessore umano, parla benissimo anche l'italiano e non è poco. E non è poco. Con tutti a disposizione si potrebbe comunque continuare con questo 3-4-3, 3-4-2-1. Potresti far riposare a turno 1 tra Scott e Zambo e avvicineresti Kevin alla porta. Secondo me sì, ma secondo me Conte non ce l'ha in testa questa cosa qua. Altrimenti l'avremmo vista anche prima. A meno che nell'essere costretto a farlo, magari ha visto dei benefici e magari li può alternare i due modi. A me piace l'idea di non essere leggibile. Cioè, tu vai a fare una partita, dai una preoccupazione in più a un allenatore che deve studiare la tua squadra e che dice ok, se fanno questo dobbiamo fare questo, ma potrebbero fare altro. E se tu copri bene le tue carte, gli crei un problema almeno per i primi 20 minuti. Poi gli allenatori, i match analyst sono bravissimi a leggerlo subito e prendere le contromisure. Però almeno i primi 20 minuti lo sorprende. Quindi mi piacerebbe l'idea che non si lasci cadere l'ipotesi di poter giocare anche così. Ma quello che ha detto Conte in conferenza, ha detto il lavoro che abbiamo fatto l'anno scorso non è andato perduto, perché noi così abbiamo cominciato l'anno scorso, quindi c'è stato tutto un lavoro di tutto il precampionato del primo anno che te lo sei ritrovato. C'erano molti nuovi sicuramente che non l'avevano fatto, però altri avevano un pregresso. Vedi Rachmani, vedi Juan Jesus, vedi Di Lorenzo. Quindi in quel caso, ecco, giocava Mazzocchi davanti a Di Lorenzo braccetto all'inizio. Però tu che segui gli allenamenti sai quello che deve fare anche il tuo compagno. Quindi è bene averlo fatto. Pellegrino del Parma e Norton Caffi, per me molto meglio di Lucca e Quanlu, e sarebbero costati anche poco. Sarebbero costati poco, non lo so, però sì, Pellegrino mi piace assai, l'ho preso in tutti i fantacalci in cui sono riuscito a prenderlo. Anche Norton Caffi in un paio di fanta l'ho preso, è uno molto fisico, non so quanta qualità nel toccare il pallone, però va come un dannato. Abbiamo avuto un giocatore simile che è Zanoli, perché Zanoli è simile a Norton Caffi per quanto mi riguarda. Il Napoli l'ha lasciato andare, si poteva secondo me crederci un pochino di più su Zanoli, perché a livello di corsa siamo lì. Però sì, a meno che Guanlu lo conosco poco, ho visto solo gli highlights. Degli altri dovrebbe avere un pochino più di qualità di Norton Caffi. Su Pellegrino meglio di Lucca, sì, sono d'accordo in questo momento. Come giocherebbe il Napoli con la rosa completa nel 3-4-2-1? Vi piace sta cosa, eh? Secondo me, vi ripeto, con la rosa completa il Napoli torna a 4 per sfruttare tutti i centrocampisti che sono i giocatori migliori. Con la rosa completa teniamo presente che potresti anche... L'idea con la rosa completa, se ti piace assai questo modulo, è che li puoi alternare un po' di più. Quindi una partita fai De Bruyne e Anghissà, i due mediani, e così muscoli e regia, e puoi avere un De Bruyne che ti inventa qualcosa per quelli davanti. Lukaku ovviamente che si può alternare con Højlund. Sotto punta ci sta bene Neres, potresti fare McTominay Neres. Sulla fascia mi piace Spinazzola anche a destra, visto che Gutierrez è un ottimo interprete. In difesa va benissimo Rachmani, per me anche braccetto se non lo vuoi tenere centrale. Beukema, Rachmani, buongiorno, mi sembra la difesa migliore in questo momento. Puoi alternare Di Lorenzo, ci sono molti giocatori che si sposano bene con questo modulo. Giocherei con Lobo e Zambo mediani e Scott e Kevin vicino alla punta, sicuramente una delle possibilità. Ho già detto sul gruppo, credo che Noah e Neres debbano avere più continuità, soprattutto Noah per cercare di migliorare di condizione contro il Karabakh può essere una buona opportunità. Io spero che possa avvenire.
spero che possa avvenire. Sono anche freschi, gli dai anche, sai, l'opportunità di confermarsi. Spesso quando segna quello che non segna tanto, per un motivo o per un altro, perché non è nelle sue corde o perché viene da un periodo di digiuno, si deve confermare la volta successiva. Poi quando si interrompe il momento magico fai delle altre riflessioni, ma io in questo momento sfrutterei l'entusiasmo che ho ritrovato di un Lang e di un Neres e li confermerei, sempre se i dati medici ti confermano che confermandoli non vai a far rischiarli anche lui, perché sono fisicamente provati dalla partita, dalla mezza partita che hanno perso, cioè non è una mezza partita, una partita intera, un'ora e più di quelli che hanno fatto. Io li confermerei se non è un rischio. La Roma, che affronteremo, la migliore difesa della Serie A, nonostante non segni tanto, serve capire il piano gara del Napoli, servono dei cambi tattici, sarebbe bello vedere Elmas a centrocampo. Sì, devi accettare che la Roma, vi ricordate quella frase, il Napoli parte forte, la Roma parte fortissimo. Alle volte non riesce a reggere tutta la partita, però partono proprio forte, sono asfissianti e quindi, ecco, un pochino quello che abbiamo fatto col Bologna va evitato quello, perché sennò ti possono fregare. E forse potrebbe anche essere più logico avere un atteggiamento un po' più attendista, che alla fine con l'Atalanta hai comunque fatto tu la partita in qualche modo nel primo tempo. Con la Roma non lo so se riusciamo a fare questo. Ringrazio Pino da Torino, grazie mille. Anche tu Sagittario, il miglior segno, non c'è alcun dubbio. Forse servirebbero anche cambi al 65esimo, perché l'affaticamento monta al 70esimo per una gestione più attenta. Ma sì, ma ti ripeto, se vado a vedere i dati, lì siamo sui 10 minuti. Il primo cambio di Amir avviene al 64esimo e gli altri 3 cambi al 68esimo. Come vedi, li ha fatti. Li ha fatti. Lo so che è un Mandela effect. Conte non fa mai i cambi se li porta fino all'80esimo. Non è vero. Vai a vedere i tabellini, l'ha fatti al 64esimo e al 68esimo. Quindi lo fa, lo ha fatto, lo sta facendo. Non sempre, ma lo fa. Allora, vedo di andare un po' più dico che vado veloce e più sto andando lento. Fatemi vedere intanto che è successo anche nelle partite. 5-1 il Como. Sempre 1-1 il Pisa con il Sassuolo. È uscito Fadera, quindi male proprio, immagino. Rigore convalidato, eccetera, eccetera. Matic sugli scudi. Questo Conè sta giocando molto bene. Berardi male proprio, vabbè. 35 mesi di membership. Facciamo battere le punizioni a Vania. Ah già, perché tu mi avevi fatto notare questa cosa, che qualcuno in campo mi dicesti Juan Jesus, addirittura c'è stato un momento in un calcio di munizione. Era quella, ti chiedo io a te adesso, me l'hai chiesto 20 minuti fa, può essere pure che sei uscito. È la punizione che poi McTominay tira forte centrale? Vania li sa tirare i calci di punizione, lo ha fatto anche in carriera, però nel finale di una partita io non lo so quanto il Napoli vuole rischiare, quanto Conte vuole rischiare di far tirare un calcio di punizione al portiere, che poi se becca la barriera e ti lanciano così e non c'è il portiere in porta, mi sembra un rischiare un po' troppo. Se Vania fosse, certo, è bravo, li tira bene. Se Vania dimostrasse in allenamento di avere uno score di 9 su 10, lo fai e diventa come si chiamava? Chevrolet, no. C'era un portiere che tirava tutti i calci di punizione, non solo Higuita. Chevrolet, ma qualcuno me lo dirà nei commenti. Allora, tanti auguri, domanda, continuo a guardare la live o recupero prima l'analisi? L'analisi a me piace. Vabbè, però la live è live, l'analisi te la puoi recuperare domani nell'attesa della partita di Champions. Mister sorridente, la battuta su Lukaku.
Tanti auguri, grazie mille, happy birthday, grazie mille Carlo. Højlund l'ho visto normalmente in campo a Castelvolturno, quindi siamo un po' più tranquilli. We don't fall off the pear tree. Lucca espulso. Ah! Bravo, dopo 19 minuti che ho parlato a vuoto, deve giocare per forza Højlund perché Lucca è squalificato. Hai ragione. Perché si è fatto espellere facendo così. Corretto, bravo Nicola. Penso proprio che in questo modo si salvi la carriera di Lorenzo, aiutando anche Politano. Un abbraccio Flavio. Da Kakarabag è tutto. No, dei Kakarabag tutto ad essere distintivo, no? Auguri Valerio, questo modulo è perfetto al di là della tattica, ma rende a mio avviso la rosa più profonda. Perché sì, ci sono molti cambi che puoi fare, sicuramente. Lo sai come la penso su Lucca, per carità, ma intanto quando odio controllo 95 con lo stinco non leggo gli stessi pareri. Hai ragione. E per l'atteggiamento, è quello di cui parlavamo ieri, è anche un fatto di body language. È un fatto così. Højlund è anche più giovane. Ha dimostrato già qualcosina in più quando ha fatto la sua esperienza all'estero. Quindi si legge anche il potenziale, secondo me, là. È più veloce, più scattante, più aggressivo sul lungo, sai che su una palla ci può arrivare, un po' più clinico, quindi capisco il perché. Alessandro, grazie mille. Grazie a tutti, sempre 30. Sì, Marco, sono sempre 30. Buon compleanno, grazie Marshmallow. bel nick. Ti auguro il meglio per quest'anno, tutti i tuoi progetti. Grazie mille, Luca. Pashk, Nicola, Jesus, grazie per la compagnia. Grazie mille, tempo a tempo, non ho fretta. Oggi ti confesso che un figlio quindicenne Juventi. I'm sorry. Quasi un disonore, ma essendo nato a Milano e calcolando gli anni di CR7 ci sta. Ma fatta questa premessa ti seguo. Oh, che bello! E allora dai, io sono costretto a seguire da lontano anche la Juventus perché vorrei dare un dispiacere a Spalletti, è una questione di uno sfizio mio. Ma ci siamo scambiati, la cosa assurda è l'essersi scambiati proprio perché oramai vedevamo Spalletti come uno di noi, il tatuaggio ce l'ha, Conte l'abbiamo sempre visto come uno di loro e tra un po' ci sarà uno scontro tra il futuro e il passato che si incrociano in un certo modo. Speriamo di arrivarci meglio di loro, ma come tutti i derby, perché poi alla fine sono dei derby, non è detto che chi ci arriva meglio alla meglio, bisognerà affrontarla alla grande. Quindi saranno analisi anche simpatiche per gli altri tifosi. Vinciamo 1-3 a Roma, 4-2 con la Juve, andiamo a vincere il quinto scudetto. Ma sì, 3-4-5. Speriamo, che ti devo dire. Qualche volta sarebbe bello avere anche Paolo Del Genere insieme a Guido Gentile. Lo sai che lo feci e portò benissimo? Avemmo Guido e Paolo in una live pre 23-24. Fu un bellissimo momento. Poi Paolo io non lo voglio, onestamente non lo voglio disturbare perché è ritornato molto attivo, un sacco di progetti, quindi è giusto che venga lasciato anche un po' in pace. Fantacalcisticamente parlando vado pazzo per due giocatori ellenici, Zolis, che l'avrei voluto quest'estate al posto di Lang, e Caressa, fenomenale trequartista del Genk, tanta roba, andrò a vedere, amico mio, non li conosco. Vedo che qualcuno l'ha già fatto, ma mi unisco anche io a sottolineare che quando il capitano è in palla fa tutta la differenza per noi. Sì, lo disse anche Ferré, quei giocatori di termometro, se stanno bene sta bene tutta la squadra. Punterei sul 3-4-2-1 anche con la rosa al completo, ma mi fa un po' paura il secondo tempo giocato dal Napoli. Ecco, se tu poi ci lavori e dai la rosa al completo, immagina quello che hai fatto ieri, però dentro ci puoi mettere, insieme a Elmas ci puoi mettere un De Bruyne, ci puoi mettere un Gilmour, ci puoi mettere un Lukaku, vedi che poi ti entrano giocatori freschi dove non perdi qualità. Ora, senza andare poi a parlare male di quelli che sono entrati, che se la sono cavata, però è chiaro, con una diversa profondità magari puoi mantenere lo stesso livello. Appurato che questo sarà l'ultimo anno di Conte, non lo so,
spero di no, ma è possibile. Chi vorresti al suo posto, ma anche in chiave realistica, vado pazzo per Italiano e Glasner del Crystal Palace, vorrei sapere la tua. Ho un po' paura degli allenatori stranieri, ho un po' paura dell'effetto rigetto che spesso gli allenatori stranieri soffrono non solo a Napoli, ma in generale in Italia. Devi essere pronto, non credo che siamo pronti noi ad accettare l'internazionalità di tutti, a meno che non siano i top, 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 Klopp, eccetera, eccetera. Italiano sicuramente sta facendo un percorso che va tenuto in considerazione. A me piace Fabregas tra gli stranieri, è sicuramente uno che dà un'identità e ha un approccio moderno al calcio. Altri così credibili non lo so, non lo so. Io ripeto, la credibilità davanti a tutto, poi arriverà l'identità, ma ecco, per i momenti di difficoltà che arrivano inevitabilmente, è solo la credibilità che te ne fa uscire. Buon modo per mettere i 4 CC senza adattamenti fantasiosi tipo Scott Largo. Tu dici 2-2, quindi sì, sarebbe Lobotka, Anghissà e McTominay, De Bruyne più avanti. Ci può stare, perdi però perdi gli scatti di Neres, perdi l'1 contro 1 di Lang che non ce l'hanno, né McTominay è uno che deve arrivare con i suoi inserimenti. De Bruyne bisogna capire perché stava facendo un gioco completamente diverso, è uno che ce l'ha anche lo scatto palla al piede, la progressione, però non è uno che punta l'uomo e parte in dribbling, non ce l'ha nelle sue corde, ce l'ha più Neres, quindi si può fare, però non ti puoi aspettare poi la partita che hai fatto ieri. Grazie mille Angela. Chi prenderesti e chi venderesti per rigiovanire la squadra, che onestamente mi pare troppo vecchia? Penso che gli infortuni dipendono anche dall'età media. Non la possiamo non considerare, anche l'età, sicuramente, lo storico degli infortuni, qualcuno più propenso di altri. Chi prenderesti e chi venderesti? E ogni tanto io poi me li dimentico, ma se andate poi a scavare, ci sono dei giocatori che io ho individuato e che mi piace. Io prenderei Palestra, per esempio. Palestra l'avrei preso prima che il Cagliari poi l'abbia preso dall'Atalanta. E credo sia un prestito, non lo so se hanno un diritto di riscatto. Insomma, Palestra, giocatore di fascia che può fare entrambe le fasi ed entrambe le fasce. Giovane che ti ritrovi alla grande. Prenderei Gonzalo Garcia come punta insieme a Højlund. Mi piacerebbe Zirkzee, ma penso che la Roma ci abbia messo gli occhi addosso. In avanti pure ci sono parecchi giocatori. Götze, ecco Götze, della scuola Ajax, che pure abbiamo valutato quest'estate. Sono parecchi giocatori che abbiamo advisorato, per dire, come quello che gioca a calcio. Allora, poi quelli che lo sapete, di cui farei a meno, ma non lo voglio ripetere. Grazie Roberto, ti seguo da più di un anno, immagino, e spieghi calcio in modo fantastico, tantissimi auguri, grazie mille Matteo. Quando il Napoli annunciò l'acquisto di vennero i brividi, memorabile il suo litigio con i compagni in cui si impose a Lecce per battere un rigore. Sì, io quella cosa ci feci una storia, non mi piacque assolutamente quello che fece, purtroppo, e lì non sapevamo minimamente che poi sarebbe stato un acquisto da parte del Napoli, quindi non me lo posso rimangiare, non mi piacque quel suo atteggiamento. Grazie a PC. Domani Neres a sinistra e Politano a destra, probabile, è una delle possibilità. Mi dispiacerebbe per Lang onestamente, però essendo Champions il rispetto che devi anche a una squadra che ha fatto 2-2 col Chelsea eccetera eccetera, te lo puoi anche immaginare. Grazie Denise. Credi che la partita con la Roma sia importante o molto importante? Molto importante. A parte gli scherzi, è una partita fondamentale. Ti fa tutta la differenza del mondo. Un pareggio, ecco, è una di quelle cose che non andrebbero viste troppo male, perché è una sconfitta troppo pesante, una vittoria sarebbe esaltante, però ecco, un pareggio, non firmo per il pareggio, perché il Napoli ha dimostrato che può battere chiunque,
Se abbiamo battuto 3-1 all'Inter, perché dovrei firmare per il pareggio con la Roma? Assolutamente no. Però se arriva un pareggio, ecco, dipende da come arriva, lo accolgo senza drammi, probabilmente. Grazie, non ho nessun ritardo, figuratevi. Sono io in ritardo con tutti i messaggi, ma vi recupero tutti. Fan di vecchia data, Simone. La tua bandiera norvegese, io la ricordo sempre. Comunque questa live che cazzo assai, è più intima, è più intima. Sui cambi andate a chiedere agli Juventini su Spalletti. Ah sì, vabbè, l'ingresso di Openda e di David a 2 minuti dalla fine. 15 anni, Time Bugs, non mi fanno nemmeno entrare nei locali. Poi faccio vedere il basso, dice, ma devi suonare allora. Due cose davano fastidio alla vista, il pallone arancione e la testa rasata di Helms. Perché ha fatto? Ma veramente, perché ha fatto tutto ciò? Sono scelte discutibili. Quanti gol in questa giornata di Serie A? Meglio? Che poi il Como a Torino fa alzare la media, i 3 gol della Roma, 2 della Lazio, il cortomuso di Allegri ovviamente, ma 3-3 tra Cagliari e Genoa, quella non me l'aspettavo proprio, 3 gol del Bologna, 3 gol del Napoli, molto meglio. Col 3-4-2-1 tutte le coppie fatte, Veret Mania, Di Lorenzo Mazzocchi, Peo Marianucci, Raccamani JJ, Buongiorno Olivera, Spinazzola Gutierrez, Mentomi Anghissà, Lobo Gilmour, Neres Politano, Noah Elmas, Oilund Lukaku. Sì. Poi di questi lo sapete, Elmas Conte lo considera un jolly che si può giocare da tutte le parti. Spinazzola te lo puoi giocare a sinistra, ma te lo puoi giocare anche a destra. McTominay sì, lo sei ritrovato mediano, ma ti può giocare anche sotto la punta. Insomma, ci sono varie situazioni. Chilavert, bravissimo, bravo. Il martelletto. Bravo Giuseppe. Me lo compravo a scudetto Chilavert, con la possibilità di fargli tirare, non segnava mai con me. Avendo la consapevolezza di avere Rachmani e Beukema dietro, Buongiorno era più libero mentalmente di aggredire in anticipo gli avversari. Cosa ne pensi delle precedenti partite non si vedeva più? Cosa che nelle precedenti partite non si vedeva più. Sì, ma era anche una questione di stato di forma di Buongiorno, che giocando sta ritrovando. Buongiorno su De Ketelare perfetto, perché De Ketelare veniva incontro per giocare la palla e lui lo seguiva. Quando Buongiorno poi è passato centrale con l'uscita di Rachmani con Juan Jesus Braccetto, un pochino ha sofferto anche lui il contatto con Scamacca, che pure veniva fuori, però da centrale ti senti meno propenso ad andare a mollare. Invece da Braccetto è proprio una richiesta di Conte, quando poi ti riesce l'anticipo continui ad andare avanti, le cose che faceva Gasperini, le cose che continua a fare Gasperini, che continua a fare anche l'Atalanta e che fa anche il Napoli. Quindi molto molto bene. È il giocatore più adatto poi a farlo, perché ha anche tecnica quando avanza col pallone. Chilavert, bravi. La punizione di McTominay, quella in cui Juan Jesus discuteva con Lucca di farla battere a Vania. È un grandissimo spunto che, rivedendo la partita, non ho visto inquadrati. Non li ho visti inquadrati, altrimenti l'avrei messo nell'analisi. Se ci sono delle immagini mandamele, perché è sfizioso, ci facciamo un reel. Contrapposizioni domani, Eknesac, Angela, io non li conosco minimamente i giocatori del Karabakh. Qua si vedono le professionalità, si vedono le competenze dei match analyst e dei professionisti. Io finché devo affrontare l'Atalanta, le contrapposizioni le posso dire, ma quando devo affrontare il Karabakh, sì, avrò intravisto un po' di highlights col Chelsea, ti posso guardare qualche giocatore, e bisogna rispondere così, perché se ti rispondono no, conosco benissimo il Karabakh, ti stanno prendendo in giro, a meno che non l'hanno fatto apposta per poter parlare proprio di questo. Quindi non ho proprio idea. Rogerio Ceni, ma state parlando di un altro? Io, vedi, Chilavert, se parlavate di un altro portiere che tirava, io intendevo lui. Sì, 2 giornate. Luca, se vedessimo Ambrosino dal primo minuto, favolissima. Non ci credo nemmeno se lo vedo. Cioè, se lo vedo, con Ambrosino comunque non ci credo. E dico, Loilund, si è cambiato i capelli. Non ci credo.
Ultimamente recuperare alcuni tuoi video fuori dal calcio. Sarebbe simpatico se facessi dei vlog per New York. Amico mio, sì, lo so, me l'hai chiesto spesso, o tu o altri, e ogni tanto lo voglio fare. Mi manca il tempo proprio materiale. Perché che voi ci crediate o no, al di là della musica, che è il mio lavoro principale, che avviene principalmente di notte, quando non devo fare prove, quando non devo imparare canzoni, eccetera, eccetera. Poi c'è tutto un lavoro di email, di parlare con i clienti, di parlare con i musicisti, con un altro paio di mani. Questo di YouTube è proprio il mio day job, è proprio il lavoro che faccio di giorno. E lo tratto come un lavoro a tutti gli effetti, cioè io mi sveglio, cellulare, accendo il computer, mi informo su tutte le notizie, preparo il video che poi registro e che poi esce. A voi esce in serata, ma a me mi occupa tutta la mattina, quindi io mi sveglio per entrare in ufficio qua e fare il quotidiano sul calcio e sul Napoli così. È un lavoro a tutti gli effetti. Nel frattempo che ho fatto il video, nel frattempo che poi a pranzo, se non mi scordo di mangiare, così poi si fa la sera, dovete andare a suonare. Veramente il vlog non saprei come farlo. Non ci vado a New York se non ci vado, cioè in città, a Manhattan, se non devo farlo per suonare. E se devo farlo per suonare, non mi ricordo di accendere la telecamera. Devo comprarmi quegli occhiali, probabilmente. Gli occhiali dove tu registri senza pensarci nemmeno e registri tutto quello che vedi. Quello sarebbe forse l'unico modo per me per portarvi anche dei contenuti. Se no impazzisco. Esatto, bravi tutti con Cilavert. Infortuni comunque sono stati tutti calcolati per far giocare gli altri. E alle volte tu scherzi, ma alle volte ci sono le sliding doors dove se non si infortuna, pensa a Dem con Lobot. Se non si fosse infortunato Dem, magari Lobot che non l'avremmo visto esplodere. Ark Riders. Vedi, proprio parlando del tempo è poco. Tu 15 minuti fa mi hai detto Ark Riders. Non lo so. Tra l'altro non so di che piattaforma si tratta. E la PS4 sta soffrendo tantissimo. Dovrei aprirla completamente e controllare quanta polvere c'è dentro perché va in protezione una continuazione. Rogerio Cene nel San Paolo e Cilavert nel Paraguay. In questo modulo vedrei bene anche il ritorno di KDB al posto di Lang, così che lo puoi abbassare in impostazione e sei più imprevedibile. Mi piace assai, anche perché quello che non volevamo vedere da De Bruyne era fargli fare l'esterno puro in un 4-3-3 dove sei costretto a fare tutto quel lavoro che fa anche Lookman, che fa Politano, ma che fa anche Lookman. E cioè fanno tutti gli esterni di un 4-3 di dare una mano ai terzini seguendo gli altri terzini. Sono sempre di meno i terzini in Italia, perché in Italia giocano quasi tutti con la difesa a 3 e quindi con i due quinti. Quindi, se tu KDB te lo giochi al posto di Lang, lo tieni più interno, come Lang comunque ha dato una mano ma non deve seguire il terzino, gli dai un compito di seguire il braccetto della squadra avversaria, per esempio nel caso dell'Atalanta era Jim City o nel secondo tempo era Kosunu, benissimo perché De Bruyne lo fa, De Bruyne è abituato a farlo con Guardiola, De Bruyne lo può fare e non è costretto a fare le rincorse che comunque De Bruyne faceva. E quanto sarebbe bello poterlo vedere in quella zona un po' più vicino al campo, poter arrivare al tiro, poter fare l'ultimo passaggio. Maledizione! Maledizione l'infortunio di De Bruyne, maledizione chi ha parlato di un giocatore finito che era il problema del Napoli. Maledizione, grandissima idea. Scusa, sono ancora un po' raffreddato. Non è detto, potrebbe giocare anche Lang. Tridente Politano, Neres e Lang, no. Nel senso sì, lo può fare Neres il falso 9, l'ha fatto, va bene, però vorrei il puntero. Vorrei il puntero e voglio vedere Neres girargli intorno. Prendo Politano, lo sacrifico e metto Højlund dentro. Poi se Højlund non sta benissimo, te la puoi invitare. Esatto, te la puoi inventare così. Grazie ancora a tutti per gli auguri. Ragazzi, vi lancio il... Mamma mia, volevo recuperare tutti i messaggi. Ce la posso fare? Cilavert. Troppi lanci lunghi, vero? Controlli sbagliati di Højlund, vero? Però da un paio di lanci di Vania sono arrivate uno il gol, dall'altro sono arrivate le occasioni importanti.
No, è squalificato, è squalificato. Squalificarsi no, è squalificato, è confermato. Lang punta e Neres trequartista, non lo metterei Lang punta. Ho notato quando saliva Buongiorno retrocedeva Stani per coprire dietro. No, hai visto bene perché Stani dava una mano su Pasalic. Senza dubbio. Contro Gasperini vinciamo fuori, ma perdiamo in casa. Questo è il trend degli ultimi anni. I trend, sì, li seguiamo, ma possono cambiare. New Era, again, sempre. Sempre. Vinciamo sempre. È un po' strano sempre. Ma ci sono molti cose, poi ne parliamo più in là. Auguri, grazie. E grazie anche a Diego, buon compleanno, grazie mille. Luca mi sa che aveva una sola giornata di squalifica anche perché Lorenzo a Manchester per i rossi. Vediamo, vediamo amici. Vediamo. Tu dici che è disponibile? Allora, ritorno indietro, è possibile questa cosa? Vediamo, non lo so. No, non ho controllato, onestamente. Ok, può essere, può essere. Che poi non era niente di grave alla fine, non è che è entrato a gamba tesa su uno, è una espulsione diretta, ma per parole, insomma, vediamo quello che ha scritto sul referto. Buonasera Anna, quest'anno il livello del campionato è sempre più basso. Non è che Italiano di Bologna potrebbe tentare il colpaccio, sembra un'eresia, ma chissà. Si sta comportando bene. Alla fine il suo modo di affrontare la stagione e di coinvolgere tutta la rosa, se i giocatori vanno oltre quelli che sono i loro limiti, perché ci sono dei giocatori del Bologna che non sono da scudetto, tra virgolette, ci sono rose più attrezzate, con più qualità, ci sono giocatori del Bologna che vanno oltre e che se si sentono coinvolti e fanno molto bene. Pobega che fa doppietta, un buon giocatore Pobega, ma non te lo aspetti, te lo aspetti da Cialanoglu, che invece sbaglia un rigore decisivo. Quindi gatto morto, gatto vivo, tutto può essere. Sul lungo è chiaro che intervengono tutta una serie di altre cose, il peso politico che ha una squadra, e non lo so quanto il Bologna ne abbia, perché poi a un certo punto arriva la situazione dubbia, c'è il bacino d'utenza che sposta alcune situazioni. Mi dispiacerebbe tirargliela a Bologna, però è una cosa che esiste, perché quante volte poi abbiamo visto di squadre che iniziano molto bene, l'Udinese spesso lo fa, cominciano molto bene, ma vuoi vedere che quest'anno l'Udinese e poi nel secondo tempo, la seconda parte del campionato si arrendono. Come sto andando lungo? Prenderei Italiano De Zerbi. Buonasera a tutti voi. Navaco, Terzic. Vado più veloce. Conte può restare tranquillamente 3 anni. Anche l'anno scorso lo davano tutti per partente. È vero. Il portiere era Ciravert. Sì. Ricordo, non ricordo una live. Era una live. Non una live. È una live. Grazie per la disamina su Glasner. Gli allenatori stranieri in generale, purtroppo a livello italiano, liberi ci sta poca roba. È vero? Fabregas non lo vedo vicino ad ADL. Sì. Io poi quello che è successo con Motta è storia, però si è parlato insomma che in questi giorni il Napoli, se poi Conte voleva dimettersi, l'idea era quella là, ma lui è rimasto, cioè tutti gli altri allenatori, quelli là soliti italiani, non possono prendere una squadra come il Napoli, devi avere più credibilità, e Motta l'aveva e poi si è un po' bruciato alla Juventus, quindi non lo so se poi si possono ricucire i rapporti. Motta sarebbe un altro grande rischio, perché viene poi da un'annata dove si è bruciato tutto il credito che aveva conquistato col Bologna, facendo molto male, e adesso si è messo facendo molto male, insomma, non benissimo anche a livello comunicativo con la Juventus. Il molto male, secondo me, si può anche ragionare. Però non bene, e quindi si può ragionare su Motta, dice magari la sua dimensione, perché poi si mettono queste etichette. Motta, la sua dimensione è un Bologna che può fare il miracolo, se va nella squadra top non ce la fa. E idem si potrebbe dire poi con Italiano, se Italiano va in una squadra top e non ce la fa. Come è capitato all'epoca a Gasperini, che ha fatto le 2 esperienze top e non ce l'ha fatta. Adesso invece è più maturo e può farlo. Vediamo, ci voglio pensare più tardi possibile. Comunque sono primo fra tutte le serie del Fantascasso, con 25 punti, fatemi flexare, te lo meriti. Palestra forte, Marò stava ancora a palestra. Sfortunatamente Conte se ne andasse via. De Zerbi, italiano.
Manchester United 0, Everton 1, 11 contro 10. Quindi tu vedi più bene un 3-5-2 con Romelo? No, no, io li alternerei onestamente, anche se mi sfizia l'idea che Højlund possa essere mandato in profondità da Lukaku che fa tutto quel lavoro. Sarebbe bello anche per Højlund non fargli fare solo il lavoro sporco e fargli fare qualche gol in più. Quindi ce lo vedo benissimo, ne avevamo parlato. Mi pare sia un prestito secco, Palestra. Vai, vai, vai! Vattela a prendere dall'Atalanta. Auguri, bellinissimo, grazie di tutto, grazie mille nei momenti bui, grazie mille Anima senza nome, Anima senza nome, grazie Navajo, secondo me ce la posso fare, secondo me Conte rimarrà anche per parecchi anni, Palestra miglior advisor che hai fatto che veramente non lo conosceva nessuno, anche Vavassori, Atalanta 23, tanta roba, da Gasso del Pescara in ottica liste. Mandamele queste qua. No, sto leggendo messaggi senza print. Mandamele queste qua in privato, così me li vado a rivedere. Penso che questo modo lo penalizza Scott. Sì, voglio, è come troppo lontano dalla porta. Lo so, hai ragione, Angela. Però, come lo dicevamo, anche la presenza di De Bruyne penalizza Scott. Non ne ho vero. Alla fine Scott è un giocatore che non deve per forza segnare 20 gol a partita, può anche fare il mediano e ha fatto una partita molto seria. Noi non dobbiamo tifare per Scott, noi dobbiamo tifare per il Napoli. Se in questo momento il Napoli ha questi a disposizione, Scott si mette a disposizione e fa le cose che servono al Napoli. È chiaro, lo vogliamo vedere segnare, è bello come il sole, è salito a 20 metri per fare quella rovesciata, sicuramente, ma se il Napoli con questo modo riesce a far segnare le ali, riesce a far segnare le punte, non fa niente. Quelli che avranno preso McTominay a Fantacalcio ci capiranno. Ma visto che Conte vuole far giocare con 5-3-2 come l'Inter, a differenza che mettevi in centrocampista dietro l'attaccante, è più o meno sempre là siamo, Gennaro, cioè 5-3-1-1, di conseguenza è un 5-4-1, veramente cambia poco. Solamente tu vai a riempire di più le fasce. Grazie mille a tutti. Scott prima punta non mi fa impazzire. Non mi fa impazzire perché lo preferisco quando ci arriva. E perché poi non dobbiamo perderci anche Højlund e quell'altro. Se mi dici Scott prima punta o Luca, forse ci ragiono un po'. Ma se hai Højlund, se ritorna Lukaku, Scott me lo gioco più dietro. K di Benella di presa, Politano e Di Lorenzo dividersi la fascia a destra, Neres e Lang in ballottaggio con McTominay nei 2 trequartisti, non scherzate, Valerio è mio coetaneo. Sei il top, ti seguo anche se commento poco, apprezzo Raffaele, non ti preoccupare. Scilavert, ci siamo, mamma mia, torniamo indietro, i paradigmi che usa Pedullà sono per te più efficaci o più io alle volte non capisco, tra l'altro. Cioè, lui dice sempre come direbbe Catalano. Io non ho capito chi è questo Catalano. Se tu lo segui con assiduità, saprai che lui ogni tanto dice questa cosa a Catalano come per dire una cosa ovvia. Io non so chi è sto Catalano, non sono riuscito a. Ma evidentemente l'avrà spiegato all'inizio della sua carriera e non lo riesco a capire. Però delle volte si entra in certi tunnel bui e non esce più. A me fa impazzire. Nel gioco delle coppie devi aggiungere i più giovani. Calma, Vergara, Ambrosino, De Bruyne come più giovane. Meister 2-2 nel frattempo però. Torsvet, quindi Meister, ma poi arriverà Torsvet. Ray-Ban Meta, ok, vi sto leggendo. Nel frattempo, buon compleanno, grazie. Devo lanciare, non ce la faccio più perché è finita la voce. Invite guest, copy, lo lancio nella chat. Quindi chiunque voglia entrare, non lo lancio nemmeno nel canale Telegram perché è un macello. Dio sia ringraziato. Ma qua nei vocali. Aspetta un attimo, Auguri Vale. Bello, Ma che dire, la soluzione tattica con l'Atalanta potrebbe essere la soluzione per tutelare i 4, De Bruyne, McTominay, Anghissà e Lobotka insieme. È proprio quello di cui abbiamo parlato. Peppe ci aveva letto nel Dio sia pensiero. ringraziato. Questo è il nuovo meme che abbiamo fatto tra di noi.
Vincenzone manda un video di Instagram che ovviamente non posso aprire, se no succede un macello. Un tifoso perde gli occhiali in curva. Va bene, Vincenzone topic, stiamo nei vocali e quindi non si può fare queste cose qua. Benissimo, arrivo tardi e sono un po' assente caso lavoro, ma auguri a Valerio, grazie Claudia. Alfred, bella live a sorpresa stasera, tanti cari auguri, grazie amico mio. Se il Bologna vincesse il campionato Enzo perderebbe tutta la sua serenità, come se lo vincesse anche poi il Como. Ferdinando, sei sempre con noi e quindi ti si vuole bene, ancora tanti auguri. Grazie mille amico mio, apprezzo tanto ragazzi tutto il vostro supporto, questa è una live speciale, avrei voluto recuperarla a prescindere dal compleanno, perché volevo parlarne di sta partita, poi sono riuscito a fare l'analisi e mi fa piacere se andate a recuperare anche quella. Nel frattempo però io mi sono bloccato e Nicola no. Mi vedi? Ah, ti sei bloccato tu, quindi non sono io. Guarda. Ok. Però è bello Sì, così, sì. perché almeno c'è movimento, resta dinamica la live. Sì, questo è... Vabbè, ragazzi, Valerio è andato in bagno, era una scusa questa, ha bloccato lo schermo. Mi sono portato il microfono in bagno e sono... Ok, Però è mo' saltato scusa, tutto. Valerio, che questi certi suoni culturali non li facciamo sentire. È saltato Ci sono tutto. bambini, ci sono bambini. Come stai, Vale? Auguri. Grazie mille. Grazie mille. Ciao. Per fortuna è una posa tranquilla, devo solamente staccare la... No, Ce la farò. figurati. Ce la farò. Figurati, Nick, come stai? No, tutto a posto, ti ringrazio. Ovviamente gli auguri sono estesi anche dalla mia famiglia, che Grazie. si ricorda con molto affetto di te. E nulla, vedo anche altri sullo sfondo. Eccola qua, Vale. Ciao Vale. Ciao raga, Allora, ciao a tutti e niente, se lancia un topic, Vale. No, e allora leggiamo questo commento. Vabbè, il fatto della squalifica, chiaritemi questo dubbio. Ragazzi, io ho letto che era una giornata, cioè non porta altri squalificati. Sapevo che era una giornata anche io, ma insomma potrei... Non mi reputo la verità assoluta, controllo. No, però sì, portavano solamente una giornata. Quindi l'ha saltata già? Sì, con l'Eintracht. Con l'Eintracht, perché tutte le memorie si sono mischiate, perché il gesto lo fa contro il PSV quando succede il macello totale. Esatto. Esattamente. No, Lorenzo Luca torna a disposizione per la prossima gara di Champions League. Non ho visto i diffidati, però squalificati non ce ne sono. Non te lo dico subito, i diffidati. Qua Qua serve Perrone, il data manager. Infatti. Che è Deadshot? Che è sta roba? No, è il sensore che segue l'occhio per tenermi a fuoco. Non so quanti sono pratici della DC Comics, conoscono Deadshot. Deadshot è un carattere, Valentino. Un carattere. Dai, sì, è successo, doveva succedere live. Certo, purtroppo ragazzi, c'è niente da fare. Napoli non ha calciatori diffidati in Champions. Sì, è il sosia, è il nostro Pino Daniele. Non è che è il sosia, visto che Pino Daniele ha voluto prendersi una vacanza, si è reintrodotto in Nicola e quindi è comunque con noi. È lui. Esatto. E noi Sì, questa cosa è nata un anno fa. Sì. Comunque, Vale, non ci sono diffidati nel Napoli in Champions. Una ammonizione per Politano, Spinazzola, Raccomani e Gutierrez. Una sola ammonizione. Ma perché clinico non si dice in italiano? Dipende da come lo usi, credo. Cioè, io che studio medicina è solo un termine tecnico. Cioè, tu che volevi dire nel tuo cervello? Intendevo quando sei... Poi penso in italiano... Chirurgico volevi dire tu. Ecco, bravo, cioè preciso, cinico. Ok, sì. Quindi non si dice clinic? No, vabbè. Perfetto. Vabbè, ma noi siamo solo per palati internazionali. Palati fini. Allora, Lucca gioca domani. Io non lo so se Lucca gioca domani, ma abbiamo risolto che è a disposizione. Sì, ora dobbiamo capire. Non sia proprio il primo estimatore di Lucca, ma non per partito preso, ma per
per le prestazioni, ma io sinceramente domani lo proverei, cioè dal primo minuto, perché sono tante Luca dici? partite che non gioca. E comunque lo stesso Conte ci ha detto che sì, Højlund sta bene, però io l'ho tolto per scelta tecnica, già non stava al 100% in nazionale. Io non vorrei che Conte avesse capito l'antifona che senza Højlund sto ciclo di partite è un po' complicato. Quindi magari Lucca, speriamo di no, ma se magari lo metti titolare e fa proprio pietà, lo togli al 45esimo. E, nel senso, Vabbè, amen. così Tanto almeno ce comunque la l'hai a partita contro il disposizione Karabakh, comunque speriamo che si Højlund. profili una partita nella peggiore delle ipotesi tirata, ma non... Ci sta, Nick, ci sta secondo me l'idea Vale, che volevi anche... dire? Scusa. No, 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 quello che dicevi su Lucca, cioè di non deprimerlo anche però questo discorso l'abbiamo già fatto in passato e Conte non se n'è fottuto proprio. Eh, quindi se Højlund ha fatto No, cioè, perché il fatto che si è toccato il flessore là mi sono spaventato, però se Højlund sta bene, secondo me alla fine giocherà lui. Te ne vin Dan, ce la no, può ma fa'. infatti era una cosa, un'ipotesi mia, insomma, Sciù. Però io Figurati. sono d'accordo con te per non perderlo del tutto e poi avere la possibilità di mettere Højlund nel secondo tempo. Anche perché a Eh, gennaio non se ne va, inutile che fai cite, notizie, contro notizie. A chi lo dai? no, ma Vale, tu che non è pensi? fattibile. Vale, vale, vale. Sono d'accordo con il discorso, ma secondo me se Højlund è in piedi gioca. Cioè, non penso che... Poi può essere pure che ci sorprende con te. Però, Anche perché poi, diciamo, dovessimo ragionare con la nostra testa, figurati. Cioè, nel senso, quello che faremmo anche noi, perché sono poi, d'accordo sul discorso. Cioè, per confutare la mia stessa, diciamo, ipotesi, mi confuto da solo. In Champions gli stimoli sono molto più alti per i giocatori, per mettersi in mostra. Quindi io penso che Højlund, che già è affamato di suo perché deve dimostrare che capisce più il mio cane rispetto ai dirigenti del Manchester United, a maggior ragione in Champions. Se vi ricordate la doppietta contro lo Sporting Lisbona, tutti i creator dello United hanno fatto 400.000 reel, ve li ho pure sì. inviati all'epoca. È vero, sì. Sì, sì. Vabbè, Secondo diciamo me che con dal questo punto di stesso vista di discorso, in stile, teoria, anche Luca sarebbe più motivato per riscattare, diciamo, sì, sì, però già la la scemenza differenza tra fatta i due col PSV. giocatori è abissale. Non lo so, Sì. vedremo. Voglio, diciamola la banalità perché è vera. Chiaro. Il Karabakh non è una squadra di Serie C nostra. Perché? Eh, No, è sicuramente la Cenerentola, si può considerare la Cenerentola della Champions perché non ha il nome, non ha questo grande status. Però se le sta giocando le partite e sono partite allora se internazionali. fai... No, ma poi banalmente non è la prima competizione europea che fa il Karabakh, No, a parte questo, ma poi dico una cosa molto stupida, può sembrare, ma se fai 7 punti in Champions League, vuol dire Peggio che scarso tu, non sei. come minimo, dal punto di vista atletico, organizzativo e Eh, tattico, non sei una squadra di Serie C, perché io ti assicuro che una squadra di Serie C non fa 7 punti in Champions. Mo' non sto dicendo, perché poi si passa all'estremo opposto, non sto dicendo che il Karabakh è il Real Madrid, sto solo dicendo certo. che esistono le partite di una squadra che sottovaluta il Karabakh e perde, ma sto anche dicendo che per fare 7 punti non sei una squadra di Serie C. Lo Young Boys, che fino a qualche anno fa, l'ultima volta che è stata in Champions, fece talmente schifo che fece 0 punti, lì è una questione... Cioè, il Bologna stava per fare 0 punti, quindi il fatto che se ne facciano 7... Io poi, tra l'altro, essendo tifoso del Napoli, quindi essendo consapevole di essere condannato alla sofferenza eterna tutte le partite, io non mi fido di nessuno. Io se gioco contro il Lumezzane non mi Hai un po' interessa, di... io voglio sempre, capito? Sì, sì. Voglio sempre 11 assassini in mezzo al campo, sportivamente parlando. Ma d'altra Vero. parte, Valentina, la Cremonese Roma non era considerata una trappola incredibile dall'ambiente? Ma non lo so in realtà in generale, perché poi ok che seguo entrambe le cose, ma purtroppo cioè, non ce la faccio a sentirmi tutta la gente che so.
Cioè che già devo sopportare il mio che è impegnativo. Però sì, secondo me, perché poi comunque la Cremonese non aveva iniziato male, Cioè, Bardi se n'è scappato diverse volte, cioè non tutte in fuorigioco, quindi è la Di pericolosità Larry anche suoi quello. 2-3 miracoli li ha dovuti fare. Qui si quindi sottovaluta Davide Nicola, però no, perciò ti no. dico, cioè comunque la Cremonese non è una di quelle squadre, ok, ha preso 3 palloni, va bene, se guardi il risultato, diciamo è oggettivo il divario, ma non ha cioè il primo tempo non mi è dispiaciuta onestamente la Cremonese. Ma la Cremonese magari non ha qualità, ma Nicola nell'incartare l'avversario è un allenatore forte. Poi non Sì. è pronto per un top club, quello che volete voi. No, sicuramente, Poi, però ecco, cioè, ti dà comunque una buona come va? organizzazione alla squadra, su questo non c'è dubbio. Cioè, sono sempre molto organizzate le squadre di Nicola. Non No, vanno in campo a fare poi al cose a di là di caso. come finisce il risultato, te la incarta. Sì. Deve essere bravo l'allenatore, perché sennò Allegri è vero che era ancora all'inizio, che Allegri magari non conosceva bene la squadra, però Allegri si è fatto incartare. Se non stai Sicuramente. attento, ti incarta, ma questo per tanti Poi, allenatori è così. sì, Il buon Peppe Di Palma mi batte 3-1, cominciamo a parlare dei fatti nostri. Il pianto non ha funzionato, caro Peppe, mi hai distrutto come previsto, con la mia squadra migliore dei tutti i 6 fantacalcio che faccio, con tutti i giocatori fortissimi, eccetera, eccetera. Gol di Nzola, ci aggiungiamo il gol di Nzola di Peppe Di Palma. Meraviglioso. Prende il gol di Mandragora, il gol di Nico Paz lo accetto, perché se hai Nico Paz lo metti. E quindi tutta una serie fa ridere, voglio, te lo puoi aspettare il gol di Nico Paz. Gli entra da Cugna che prende 7. A me Leao prende 4,5, come è giusto che sia. Ma te lo giuro, non capisco perché. Cioè, non ho capito perché questo 4,5 a Leao. Non che io abbia la simpatia per Leao, ma non ho capito questo 4,5 a Leao. Io l'ho visto il derby, non ha fatto sì, l'ho vista la partita. Incredibile, ma non 4,5, francamente. Cioè, ha preso 5 in realtà, 4,5 col giallo. Col giallo? Sì. No, non sono d'accordo, sinceramente. La sufficienza d'accordo. gliela dato. Gioca pure fuori ruolo, cioè bisogna anche dire. Ma il 4,5 che prende di voto Çalhanoğlu, perché lo prende di voto? Perché secondo me stava prendendo 5,5 prima del rigore sbagliato. Stava facendo già schifo. Fantagazzetta le fa queste cose non molto sensate. Cioè se parti da 5,5 in genere abbassano di un voto. E infatti quindi di si solito becca se stai la prendendo passata 6... e il malus. Esatto. No, ma Fantagazzetta c'ha i suoi pupilli. Sì. C'è i pupilli. Io c'ho Barella in uno dei fantacalci. Barella, non lo so, sbaglia 7 con la porta vuota, prende 6,5. È una cosa. È una cosa incredibile. Se si fa autogol parte da 7, cioè parte da 8 col meno 3 che poi è 5. Cioè io non... Barella è una cosa... Dipende da chi fa le pagelle in quella giornata, cioè in quella partita. Pareggio nel mantra scarso. Fatemi vedere. Ciao Angela. Angela Torre. Un abbraccio a tutti. Sulla carta tra noi e il PSV non ci sono 5 gol di scarto, eppure. No, ma ha ragione Peppe, è chiaro, noi dobbiamo... Io la penso come lui, io non mi fido di nessuno, non mi fido neanche del Napoli. No, ma quello il problema è che non ci fidiamo di noi, non è che non ci fidiamo degli altri. Gara insidiosa, metti il risultato al sicuro, formazione di domenica, poi 5 cambi a disposizione per far riposare chi ha giocato di più. Oh yeah, nel senso, se metti il risultato al sicuro. Ma fai conto, ora Nicolao, non so il V per cosa sta, se fai 3 gol nel primo tempo, come hai fatto con l'Atalanta, ok? È la situazione migliore. Risultato al sicuro. Però non ci siamo pure cacati un po' sotto. Io no, perché l'ho vista dopo col risultato. Però ne fa uno subito l'Atalanta. Un pochino quella tensione che se ne fa un'altra poi dopo andiamo nel panico. Nel secondo tempo l'abbiamo avuta. Un pochino. A me mi si stavano squagliando gli organi interni, onestamente. Sì, però, no, pure a me, però vale, sai, dopo quel tiro di De Ketelare è uscito che Bania l'ha fulminato con laser. La famosa parata laser di cui stavo parlando. Io però onestamente proprio come stile di gestione della partita, Conte ce l'ha la gestione del risultato quando sei in vantaggio di tot. Cioè Conte lo fa anche sul 2-0, magari con l'Atalanta dopo il 2-0 ha visto che erano ancora molto sbandati e ti facemmo pure terzo,
però se Conte sta sul 2-0 e vede una reazione avversaria si gestisce, è così che lui allena. E ho sentito tifosi dire che lui da quando è a Napoli si caga sotto che fa queste cose. Non è vero, lo ha fatto col Chelsea, lo ha fatto con l'Inter, lo ha fatto col Tottenham. Col Tottenham mi ricordo che vidi una partita, stavo in Bulgaria e andai in un pub e c'era Tottenham Arsenal, che lui non mi ricordo quanti palloni gli ha dato. Lui stava vincendo 2-0, a un certo punto vede che l'Arsenal sbanda e allora dice di attaccare, ma era completamente in gestione in realtà. Conte ha sempre fatto così e lo dobbiamo prendere, lo dobbiamo accettare. Conte è così e fa. Ora io L'importante è spero... non cadere dal pero. Esatto, ora Che poi io non possiamo spero cambiare. che comunque ritroviamo continuità offensiva, perché 3 gol non li abbiamo fatti tante volte quest'anno, purtroppo. Quindi, Solo contro le bene. squadre nerazzurre quest'anno, per adesso. beh. Guarda Valentina Pastore. No, l'ha messa nel gruppo, non è mia, ragazzi. E chi l'ha detto? Tore l'ha detto, l'ha scritto nel gruppo, perché Ma l'ha il Carapaglia che io avevo chiesto quante volte avevamo quindi... fatto 3 gol, visto che è strana come cosa. Ma quando siete belli? Mi ha ricordato Inter, Pisa e Atalanta. Ma il Carapaglia non ce l'ha una terza maglia nerazzurra? Spero di sì a questo punto. Con il loro capitano che magari si mette a fare così a Conte, no? Io lo so, il discorso... questo è il carro di Enzo. Lo so, infatti, Bianchi, law firm, sarai l'avvocato di Enzo quando poi Enzo ne avrà bisogno. Speriamo mai. Nel senso che lo capisco il non voler rischiare, eccetera, eccetera. Però noi dobbiamo almeno, anche per una questione prettamente economica, se non vuoi pensare al prestigio... Perché abbiamo speso parecchi soldi e non ne abbiamo infiniti, nonostante il sigaro, eccetera, eccetera. No, non è così e lo stiamo vedendo anche con i bilanci ultimamente che abbiamo visto. Andare alla fase successiva, a parte una questione di prestigio, è la prima nuova Champions che fai. Ti sei perso la prima edizione. Seconda edizione, ci sei dentro e dovresti poter arrivare perché non sei oltre la 24esima. Il Napoli come... Se vai a vedere tutte le varie classifiche generali, il Napoli è sempre intorno al 20° posto in Europa. Quando vai a vedere tutte le classifiche tra potenzialità, tra le cose che fa in campionato, tra i risultati, è sempre insomma tra 18°, 20°, 21°. Andare oltre il 24° posto mi farebbe male seriamente. E poi per una questione pure economica, per rientrare un pochino. Quindi capisco, la Champions non è la nostra portata per vincerla, ma siamo arrivati ai quarti quando arrivavamo col Milan, eccetera, eccetera. Sarebbe bello, non dico arrivare di nuovo a quella cosa là, ma non scendere di livello, perché sennò pare che non cresci. Però lo capisco, è difficile. Ma anche perché poi De Laurentiis ci tiene, lo ha detto proprio pubblicamente, quindi... Vabbè, però ragazzi, banalmente pure Conte sta cercando di levarsela sta cosa addosso. Non ci sta riuscendo proprio benissimo, però diciamo, la volontà di quest'anno sua era questa, di non soffrire troppo il doppio impegno, però un pochino lo stiamo soffrendo. E più che altro De Laurentiis una non qualificazione proprio nemmeno al playoff, lo vedrebbe anche come un danno d'immagine internazionale. Sì, Napoli deve dire campionato, però poi questo è quello che si dice all'estero. Poi del Napoli si parla solo quando fa grandi vittorie internazionali, dico in Europa. 6-1 all'Ajax, 4-1 al Liverpool, qui si parla del Napoli. Quando vincemmo 3-1 col Chelsea agli ottavi, lì si parlò del Napoli. E poi quando De Bruyne mette in porta Højlund si parla del Napoli, perché è l'internazionalità è quella. Invece 4-3-3 che ti fa il post, la Champions che ti fa il post. Bello. Un altro post che abbiamo avuto è Kvara che salta 6 giocatori del Liverpool da solo. Purtroppo funziona così, non è che decido io quando si deve parlare del Napoli, perché per me se ne dovrebbe parlare di più, però perché ci sono poi tante altre squadre che fanno risultati romboanti. Amici, io vi voglio bene, vi voglio ringraziare per essere intervenuti. Vado a mettermi qualcosa di più consono, perché non posso andare così. Nick, ti abbraccio forte. Andatevi a vedere il nostro amico che gioca a calcio, perché sono eccetera eccetera. Ciao Nick e ciao Vale, grazie di nuovo tanti auguri Vale.
grazie infinite. Un bacio. Un bacione. E ringrazio tutti, anche quelli che hanno partecipato alla live, una live improvvisa, una live più intima, una live dove ho cercato di prendere più messaggi possibili e immaginabili. Vi voglio bene, vi ringrazio per il supporto, mi fate sentire unito alla mia terra, alle mie origini, mi fate sentire come se stessi ancora un po' a Napoli, e non è poco, per noi che viviamo all'estero non è poco, quindi lo sfruttare il calcio è quasi una scusa per rimanere legati, insomma, alla nostra terra, è identità e non ci possiamo fare niente. Vi bacio, vado a bere un po' d'acqua. Lasciate like finale, magari che qualcuno se l'è recuperato dopo. Domani è già Champions e a me interessa. Amici belli nella ribalta, Poriani è bello, tutti lo sanno. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, prego. Allora, abbiamo finito, grazie e buona serata a tutti. Andiamo. No, vogliamo restare ancora un pochino. No, sto scherzando. Sembra quasi che sai, poco. Allora. Ma quante live vuoi che faccia? No, domani ce la potrei fare, però devo parlare, devo fare una riunione con Lombardo. Se Lombardo mi dà il via libera,